Buongiorno a tutti ragazzi, un'altra scossa di terremoto, stavolta ha colpito Creta. Molte persone sui social network hanno dichiarato qui viene giù tutto, quindi allarme nelle isole di magnitudo 5.1 secondo l'INGV, invece secondo altri sistemi di rivelazione la scossa sarebbe stata di 5.3, quindi è stata avvertita al largo di Rodi più o meno ieri alle 13:58. La profondità è stata di solo 19 km. La scossa è stata avvertita sia a Rodi che a Scarpando, che in effetti sono due isole, diciamo, del Caneso, quindi del mare Egeo. Quindi per ora non ci sono, ragazzi, danni a persone e cose, anche perché non ci sono tante notizie che lo confermino, oppure non si sa nulla in effetti, ragazzi. Quindi dicono che per ora non ci sono danni a persone o cosa, però non è da vedere, perché notizie poi non ce ne sono più come sempre. Quindi ho provato a girare e girare, ma la notizia è solo questa qui. Quindi secondo l'IGV era di 5.1, secondo l'USG, cioè quello americano, era di 5.3. La profondità era solo di 19 km, quindi l'hanno sentita perfettamente. Quindi mo dobbiamo vedere solo se ci sono danni a persone o cose. Quindi ragazzi, io vi terrò aggiornati. Non so se oggi riesco a trovare qualche cosa, ma se saprò qualche cosa in più, ragazzi, la prima live subito io faccio l'aggiornamento su questo terremoto, che solo ora esce fuori questa notizia. Quindi come sempre le notizie escono il giorno dopo, quindi va bene così. Ci sentiamo dopo, se trovo l'aggiornamento ragazzi lo faccio. Ciao a tutti e ci sentiamo dopo.